Fino all'economia circolare, l'arte e la sostenibilità, la mostra installativa Come un manto per le lucciole, arazzo di 7 metri realizzato dall'artista trevigiana Olimpia Biasi con tessuti di recupero. L'opera è stata commissionata da MacArthur Glen 90 di Piave Designer Outlet e dopo essere stata esposta al Teatro Goldoni di Venezia e al Verdi di Padova è presente al Del Monaco di Treviso. Per caso ci siamo trovati a parlare di una cosa che in realtà è parte della nostra azienda, nel nostro DNA, la sostenibilità e l'arte. Parlavamo di che progetto mettere in piedi per il 2024 e allora con Alessandra Morgagni che ci segue per la parte ufficio stampa e relazioni con il pubblico è venuto fuori il nome di Olimpia Biasi, un'artista di grandissimo valore per il nostro territorio ma soprattutto di grandissimo valore rispetto a questi due temi, no? La sua parte artistica e la sua attenzione all'ecologia, alla natura e così è nato per caso un progetto che poi ha ritrovato fondamenta in un'attività che noi portiamo avanti da parecchi anni, che si chiama Recycle Your Fashion. Quindi dei capi che sono dismessi dai nostri consumatori sono stati in questo caso lavorati dall'artista Olimpia Biasi all'interno con una manualità grandiosa, con dei ritagli, con degli intrecci, con questo fantastico arazzo che vedete alle mie spalle, che è diventato il simbolo della rinascita. Colorate fascette di tessuti sono state intrecciate a mano con pazienza su una rete industriale. C'è un pensiero di riuso di un materiale di scarto e che questo è un'azione virtuosa. Dopodiché c'è un incontro felice tra la MacArthur Glen, la Nina Orsini che ha creato il titolo Come un manto per le lucciole e c'è il mio lavoro. Oltre il riuso e il riciclo, un'esperienza più potente di rinascita e rigenerazione. Abbiamo questo arazzo straordinario che nasce proprio dalla ripresa, rigenerazione, rinascita di tessuti abbandonati. Il flusso di questo arazzo, di quest'opera, è proprio quella di rigenerarsi a secondo i luoghi. Infatti il partner ideale in questa occasione è stato lo stabile del Veneto.